Buongiorno telespettatori, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi con il consueto quotidiano appuntamento con l'informazione di linea diretta. Abbiamo la CISL con noi, Franca Porto come segretario generale della CISL e poi Adolfo Berti per i pensionati della CISL, quindi FNP. E di che cosa parliamo? L'avete visto nel nostro titolo, come cambia la nostra sanità. Sono 17 anni che questa regione attende un nuovo piano sociosanitario, piano che è arrivato, ma quali sono poi le ricadute sul territorio? Come cambia il modo di vedere l'assistenza e la cura, le varie problematiche che quotidianamente tutti noi affrontiamo e a chi ci dobbiamo rivolgere? Allora, l'avete capito, parliamo di sanità e io partirei subito con Franca Porto, qui con noi per la prima volta a linea diretta, per chiedere a lei, Franca, questa sanità, qual è la direzione che la Regione ha scelto di intraprendere per la cura e l'assistenza in Veneto? Allora, intanto buongiorno a tutti. Il piano sulla carta è buono perché affronta alcuni nodi delicatissimi che poi interessano le persone, cioè se la tecnologia è cambiata, se gli ospedali non sono più quelli di una volta, se le persone sono cambiate come esigenze, come età, allora anche il sistema sanitario deve cambiare, perché se io per un intervento chirurgico resto in ospedale 3 giorni e poi vengo mandato a casa, il mio problema non è più stare in ospedale una settimana, il mio problema è quando vado a casa, se ho bisogno di una flebo, se ho bisogno di un'iniezione, se ho bisogno anche solo di un consiglio rispetto a quello che mi succede, chi mi aiuta a fare questo? Allora diciamo che il piano è buono perché affronta il problema a fronte dei cambiamenti, come riorganizzare meno ospedale ma di eccellenza, capace di dare risposte a tutti i problemi che le persone possono avere, e come invece costruire il sociosanitario e sociale, cioè quei luoghi che possono essere ospedali di comunità, che possono essere il modo stesso di lavorare dei medici di base, e poi tutto quello che è assistenza alle persone a casa, tutto quello che si può anche fare fuori dai luoghi tradizionali. Sulla carta è buono, adesso la scommessa è realizzare queste cose. Esistono dei tavoli di confronto in Regione, so che siete parte attiva di questa trattativa perché ancora, appunto, come giustamente dicevi, ci sono delle cose, ci sono dei piani di azione che non sono ancora stati esibiti dai direttori. La Regione Veneto ha formalizzato l'istituzione di un tavolo permanente che si riunisce mediamente una volta al mese di confronto col sindacato proprio per l'attuazione, per la soluzione della ricerca e la soluzione dei problemi. Non va proprio bene come vorremmo, però è un luogo importantissimo di confronto e di discussione. Certo che il passaggio delicato, per noi molto importante, è quello degli incontri da fare UNS per UNS, azienda sanitaria per azienda sanitaria, perché è lì che si fanno, che si faranno le cose che servono. È importantissimo lavorare a livello territoriale. Infatti poi torneremo nello specifico perché il piano sociosanitario prevede tante cose, ma poi ogni ULS ha e deciderà come applicarlo sul proprio territorio. Torneremo su questo. Con lei Berti, allora la domanda è, in particolar modo, un anziano che ha bisogno di assistenza, si diceva prima, esistono delle strutture che opereranno a livello territoriale, tutto questo ancora non esiste, ovviamente queste strutture non ci sono. Che cosa cambierà nello specifico per chi ha bisogno non di un intervento chirurgico ma di assistenza? Sì, le strutture in parte ci sono già, le strutture in parte ci sono già e in parte funzionano anche. È chiaro che il piano prevede una serie di altre strutture di interventi che sicuramente dovrebbero, se applicate nel dovuto modo, migliorare l'assistenza non solo degli anziani, dei cittadini in genere sul territorio, ma in particolare degli anziani. Allora, il dato caratteristico di questo piano è proprio questo passaggio dall'ospedale al territorio, questa valorizzazione del territorio. Quando si parla di valorizzazione del territorio significa dare importanza alla continuità assistenziale.
In sostanza l'ospedale cura l'acuzie, sul territorio si curano quei pazienti che vengono dimessi dall'ospedale in stato di convalescenza, ma anche là dove la malattia cronica che si era acutizzata come dire, passa la questione dell'acuzie e va sul territorio per essere comunque seguita, continuità assistenziale. Gli strumenti che abbiamo sul territorio, le strutture che abbiamo sul territorio sono molteplici. Facciamo un esempio su Padova, Berti, ad esempio, primo e secondo livello, come le possiamo dividere, identificare le strutture? Lei parla di ospedali ovviamente. Certo. Allora, il piano prevede, per quel che riguarda appunto l'organizzazione ospedaliera, sostanzialmente 2 tipi di ospedali, poi ce n'è un terzo che è il cosiddetto nodo della rete. L'ospedale principale, che normalmente coincide con i capoluoghi di provincia e con le aziende ospedaliere di Verona e di Padova, oltre a curare o dare assistenza di base alla propria popolazione, contengono anche dei reparti di alte specialità, di eccellenza. Per dire, facciamo un esempio, è chiaro che se io devo avere una neurochirurgia o una cardiochirurgia non posso averlo all'ospedale che so di Monselice, ecco, per non parlare d'altri, o di Cittadella, la devo avere là dove intanto c'è una casistica importante e dove ho delle professionalità che sono sostanzialmente state preparate per queste cose, che non possono essere in tutti gli ospedali. E quindi la differenza fra l'ospedale capoluogo di provincia e gli altri ospedali è sostanzialmente questa. Mentre negli altri ospedali abbiamo un'assistenza, una presenza delle specialità di base che fanno fronte all'emergenza e alle acuzie che so più comuni, per dire che so l'appendicite, l'ernia, che so un intervento alla gola e compagnia bella. Nel caso una cardiologia, se volete, una medicina generale che fa diagnosi, ma che poi nel momento in cui c'è bisogno manda il paziente là dove è più sicuro, quindi l'intervento si fa a quei livelli. Questa nuova riorganizzazione che impatto avrà ad esempio sui tempi di attesa, che sono la lo zoccolo duro, diciamo, insomma, della sanità? Noi qui nel Veneto siamo anche messi bene in realtà, però insomma le problematiche ci sono. Io so che in Veneto soprattutto le istituzioni venete dicono che siamo messi bene, bisognerebbe andare a guardare i dati. Bisognerebbe parlare con la gente? Io ho un'esperienza mia personale, per cui per esempio ho chiesto un esame un mese fa e mi hanno dato un appuntamento il 25 di giugno, per dire insomma che le liste d'attesa ci sono anche in Veneto e dipendono soprattutto da come siamo organizzati. Dopodiché è chiaro che il paziente, il cittadino che si rivolge alle istituzioni e si sente dire guardi, se vuole venire in questo ospedale deve attendere 8 giorni, però io le posso anche dire che se vuole andare da un'altra parte magari fa prima, oppure c'è tutto un aspetto che riguarda anche l'urgenza della questione e qui entra in campo il medico di base, il quale ha dei protocolli rispetto ai quali deve scrivere sulla richiesta di assistenza se la cosa è urgente e se non è urgente, per cui se è urgente ci sono determinati protocolli che prevedono 24 e 48 ore di intervento e quindi questi saltano le liste d'attesa. Questo è l'aspetto positivo della questione. Senta Franca, invece dal punto di vista dell'occupazione, che impatto avrà questo nuovo piano sociosanitario? Cioè, avendo delle strutture ramificate in maniera diversa sul territorio, dobbiamo anche pensare che le professionalità saranno distribuite, ci saranno assunzioni nuove? Prima di arrivare alle assunzioni vediamo di capire bene una cosa. Uno dei motivi che ci fanno dire che questa riorganizzazione può andare bene è che in Veneto abbiamo una buona sanità e quindi passare da una buona sanità a uno sociosanitario e a un sociale altrettanto buoni è possibile
perché avendo una buona sanità sappiamo che la buona sanità salta fuori dalla professionalità, dalle competenze delle persone che ci lavorano all'interno. Noi abbiamo molti specialisti e tantissimi infermieri che sono il fiore all'occhiello della nostra sanità, sono le persone che hanno permesso di ottenere questi risultati. Allora partiamo da questo, dall'eccellenza anche delle professionalità. A queste persone sarà chiesto e sarà riconosciuto un ruolo ancora più importante, quindi sarà attraverso il lavoro che si costruirà questo nuovo sistema, e quindi le persone che magari prima erano abituate a lavorare in un reparto in un certo modo dovranno essere messe in condizioni di avere le informazioni e la formazione che gli permette di riorganizzare la loro attività formativa. Guai a chi pensasse che questa riforma si fa senza le persone che lavorano all'interno. Io credo poi che questo voglia dire anche aprire una stagione in cui ci sarà bisogno, per esempio, di profili professionali che a volte sono stati sottovalutati. Gli infermieri diventeranno molto più importanti di prima, già adesso lo sono importantissimi, ma diventeranno ancora più importanti, e anche una serie di altre figure con professionalità meno forti di quella degli infermieri saranno necessari, perché altrimenti non si potrà creare questo nuovo modello. E quindi sì, io penso che nel tempo, oltre alla valorizzazione del lavoro che c'è, delle persone che fanno questo lavoro, vedremo anche probabilmente crescere il numero di persone che lavoreranno nei segmenti di cura. La Regione del Veneto ha investito molto in questo nuovo piano sociosanitario, è in cantiere diciamo da anni, adesso sono arrivate le nuove schede ospedaliere. Quando noi come pazienti però riusciremo a toccare con mano i reali cambiamenti? Beh, già alcune cose esistono adesso, lo diceva Berti prima, non partiamo dall'anno zero. Io credo che ci vorrà qualche anno perché si arrivi a esperienze di eccellenza su alcuni settori, per esempio la riorganizzazione dell'offerta del servizio che danno i medici di base. Io non ho critiche da fare sulla professionalità, certamente partire dall'esistente, che spesso vede un medico da solo doversi far carico di tante incombenze, per arrivare invece alla capacità di offrire ai pazienti, ai cittadini un servizio come quello delineato del piano e costruito anche coi medici come ipotesi, vuol dire dare del tempo perché queste cose si facciano. La questione è se a ciò che si è scelto di fare corrisponderà un percorso veloce, serio, determinato di accompagnamento per rendere possibile la realizzazione e anche le risorse che servono per far questo. Allora io credo che sia questione di poco tempo, 1 anno per avere un grosso miglioramento, 2 anni perché le persone si accorgano che è decisamente meglio. Se invece la volontà mancasse, allora saranno guai. Voi sarete lì a vigilare assolutamente su questo. Berti, adesso tra l'altro le visite si fanno anche di notte, le visite si fanno durante i giorni festivi, insomma c'è stato un grande proclamo riguardo a questa grossa rivoluzione che peraltro ha messo la sanità del Veneto ai primi posti in tutta Italia. Lei che tutti i giorni è a confronto con le persone, ci conferma che questo meccanismo sta andando bene, è un buon meccanismo? Ma prima di farla rispondere sentiamo un attimo chi abbiamo al telefono che magari vuole darci degli input differenti. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Laura e chiamo da Padova. Intanto complimenti per la trasmissione che la seguo sempre. Io volevo formulare questa domanda. Con questa nuova riforma sanitaria le liste di attesa saranno più veloci? Perché io vi dico, sto aspettando una mammografia da circa 1 anno, volevo capire cosa cambierà. Grazie molte e buongiorno. Grazie. Laura ci ha presentato un po' il problema che è di tutti, perché poi i pazienti sostanzialmente quando siamo di fronte a una malattia quello che urge è fare presto. Sì, il problema delle liste d'attesa è un problema che hanno tutti, non solo l'Italia e non solo il Veneto. Il Veneto però un paio d'anni fa ha provveduto a mettere in piedi dei protocolli che consentano comunque di fare in modo che chi ha veramente bisogno venga come dire, visto o visitato nel giro di brevissimo tempo. È chiaro che se si tratta di controlli di routine si entra nel meccanismo di una lista d'attesa che va avanti.
Però il problema va valutato in questo senso, bisognerà cominciare anche a ragionare attorno alla possibilità di accelerare anche il resto, e gli strumenti ci sono anche all'interno del piano. Dico questo perché quando noi parliamo della diversificazione degli ospedali, è chiaro che evitiamo che in alcune situazioni ci siano intasamenti impropri. Esatto. E quando ci sono intasamenti impropri, soprattutto in alcune situazioni, è chiaro che le code si allungano, le liste d'attesa si allungano, quindi anche in questo senso il piano interviene proprio nel, come dire, specificare quelle che sono le funzioni delle varie situazioni, dei vari livelli di assistenza. Senta, ma sicuramente il grosso delle liste d'attesa si potrebbe abbattere se ci fosse una buona continuità assistenziale, cioè se ci fosse, come si diceva prima, tutto il processo di questa riforma arrivasse a compimento attraverso la continuità assistenziale, cioè il paziente seguito anche a casa. Com'è la situazione oggi e voi che cosa siete riusciti a portare al tavolo della trattativa in questo senso? Lei tocca un tasto molto delicato, nel senso che il problema della continuità assistenziale normalmente adesso, prima del piano e prima della riforma, compete soprattutto al medico di base. Ora, come sono organizzati adesso, e come diceva Franca prima, io non entro nel merito della professionalità, ma come sono organizzati adesso, la continuità assistenziale diventa problematica, non solo diventa problematica, ma è molto più costosa la situazione. Perché? Perché oggi il medico di base, senza quegli strumenti che il piano propone, è costretto in qualche maniera ad arrabattarsi rispetto ai pazienti che gli si presentano. Parliamoci chiaro, l'80%, qualcuno dice anche meno, degli esami che vengono oggi chiesti dai medici di base sono ormai certo che sono inutili. Certo. Perché sono inutili? Perché il medico di base è costretto in qualche maniera a muoversi in una situazione di incertezza, non ha strumenti, non ha la possibilità di consultarsi con i propri colleghi, lavora da solo e quindi in qualche maniera è costretto ad assistere i propri pazienti con gli strumenti che ha, che sono molto molto poveri, insomma. E da qui vediamo il nostro, grazie alla regia che ci manda in continuazione le informazioni che abbiamo preparato, perché Franca, allora è per questo che riusciamo a parlare di medicina integrata, abbiamo bisogno di creare dei pool di esperti che possono permettere alla persona di essere seguita in maniera adeguata senza andare ad intasare questi ospedali. Mi vengono in mente gli anziani, ma non solo, anche le famiglie che sono in difficoltà hanno un soggetto a carico che ha bisogno di assistenza quotidiana. Sì. Soprattutto abbiamo bisogno che ci sia un luogo e questo sarà il compito primario, lo è già in parte sul piano teorico adesso, ma non sarà dei medici di base e di queste strutture che loro devono costruire, che devono essere in grado di essere in rete, come diceva Berti, con tutti gli altri pezzi di sanità. Noi abbiamo bisogno di aiutare le persone a selezionare. Se io ho bisogno di una mammografia semplicemente di controllo, perché ho l'età in cui è bene che si faccia prevenzione, io non ho un problema di tempistica, ma se io ho un disturbo che può essere un riflusso gastrico, che può essere qualcosa che non capisco e non conosco, ho bisogno di essere messa immediatamente nelle condizioni di potermi muovere. Se io ho da fare un piccolo intervento chirurgico, lo posso programmare e potrei essere contenta di farlo nell'ospedale più vicino a casa che è in grado di fare questo. Se io ho bisogno di un grande intervento, sarei più contenta di farlo nell'ospedale migliore di tutti. Allora avere dei medici e degli infermieri nel territorio che sono in grado di comprendere la mia situazione e di mettermi in condizione di orientarmi è la vera scommessa di questa partita, cioè dare un messaggio alle persone che questo cambiamento non le lascia da sole, ma che invece mette in campo
campo professionalità, accoglienza che ci sono, su luoghi e con modalità diverse da quelle che conosciamo, ma per aiutare meglio la persona. È decisamente uno scenario molto allettante. Poi le farò un'altra domanda in questo senso. Prendiamo prima la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, prego, buongiorno. Mi chiamo Francesco e sono del comune di Tombolo. Sì. Volevo presentare due quesiti. Quando un paziente viene mandato a casa dall'ospedale, un paziente cronico dopo un intervento a livello tumorale, Sì. spesse volte si presenta, diciamo così, una specie di conflittualità fra l'assistenza prestata dagli assistenti sociali del comune e le prestazioni date dall'ospedale direttamente dai reparti dove è stato seguito il paziente. Bisognerebbe a volte seguire un po' meglio questa diatriba, perché il paziente ne soffre. Chiaro. Le conseguenze a volte non sono così speciali. L'altro quesito era questo: le liste d'attesa sono piuttosto lunghe anche in riferimento all'ospedale dove mi trovo, cioè di Cittadella. Quando anche si fanno esami di controllo, che però possono essere importanti per il paziente, viene sempre detto dagli 8 ai 10 mesi, anche un anno e di più. Oppure se vai sul privato fai prestissimo, lo fai nel giro di 3-4 giorni. Questo a mio avviso dovrebbe prima o poi essere molto diminuito con un livello di contrasto fra l'assistenza privata e l'assistenza ospedaliera, perché l'assistenza ospedaliera la paghiamo e quando serve c'è e non c'è, oppure bisogna aspettare, se il paziente è in grado di aspettare, o se per avere le sue cure deve borsare un bel po' di quattrini. Grazie a lei Francesco, se non sbaglio il nostro ascoltatore. Io farei rispondere brevemente a Berti, proprio perché lei annuiva il suo compaesano, quindi lista d'attesa dagli 8 ai 10 mesi nella zona del cittadellese. Già molte cose sono cambiate nella unità sociosanitaria LUS 15, se non sbaglio. Sì, guardi, il problema è quello a cui accennavo prima, cioè per riuscire in qualche maniera a diminuire le liste d'attesa bisogna fare in modo che la medicina di base sia attrezzata per risolvere i problemi, la gran parte dei problemi prima. Cioè, se io medico di base sono messo nelle condizioni di fare una diagnosi certa, è chiaro che sono nelle condizioni anche di, come dire, inviare il mio paziente allo specialista o di non inviarlo, lo decido io, ma senza quegli strumenti di cui si parlava è chiaro che il medico di base non ha alternative. Nel momento in cui non riesce a fare diagnosi lo manda dallo specialista. Questo è un po' perché le liste d'attesa partono soprattutto da qua, al di là, voglio dire, poi delle questioni dei costi, ma là dove interviene il piano interviene proprio nel cuore del problema. L'altra questione che mi pare che il nostro ascoltatore poneva era quella della questione dell'assistenza, assistenti sociali, della cronicità, di fronte alla cronicità, insomma. Ecco, la cosa che mi meraviglia è che proprio da questa USL venga una affermazione di questo tipo. Perché dico questo? Perché l'US 15 è l'unica USL del Veneto, ce n'è un'altra di reserva, c'è anche Feltre, l'unica USL del Veneto nella quale l'assistenza sociale e sociosanitaria i comuni hanno delegato le unità sanitarie locali ad effettuarla. Cosa significa? Che anche gli assistenti sociali dovrebbero rispondere alle esigenze che sono sostanzialmente del comune, ma sono gestite dall'unità sanitaria locale. Allora, il problema è, io per esperienza so che questo è un caso sicuramente eccezionale, ma so per esperienza che c'è un buon coordinamento fra gli assistenti sociali e gli interventi dei medici di base. Poi sa, su queste questioni bisognerebbe essere nel momento in cui succede magari il disguido, ma dovrebbe funzionare soprattutto in questa USL. Nelle altre USL so che le cose sono molto più complicate. Senta, una domanda, noi
Franca, la faccio a lei. Il Veneto destina la maggior parte dei soldi del proprio bilancio alla sanità, e forse anche per questo che la nostra sanità funziona bene. Tutti questi cambiamenti che arriveranno a pioggia sul territorio, mi viene in mente il fatto che i medici di base si possono riunire creando un team di professionisti, per cui se io vado e ho il professionista, poi magari c'è il pediatra, c'è il dentista e sono tutti insieme, io ho un'unica sede in cui posso trovare più risposte e eventualmente non andare ad intasare le grandi strutture che invece devono essere demandate ai grandi interventi. Questa era la mia domanda, se era giusto il modo di ripartizione. Non devono arrivare a pioggia i soldi, devono essere gestiti con oculatezza. Come li ha gestiti la Regione? Perché non va smontata la sanità, va preso dalla sanità quello che è il risparmio che si può mettere in atto, ma non va smontata, e poi vanno finanziate queste nuove attività con attenzione e con oculatezza. Quindi, come sempre, perché le cose funzionino, oltre a accompagnarne la realizzazione, oltre a utilizzare le professionalità eccellenti che ci sono, bisogna anche programmare una accurata e oculata gestione delle risorse, niente sprechi e niente operazioni stravaganti. Vediamo il quesito che ha da porci il nostro ascoltatore. Pronto? Pronto? Abbassi un pelo il volume della televisione, noi siamo qui che l'ascoltiamo, prego. La televisione è zero. Sì. Chiusa. Senta, mi vuoi a parlare? Sono un invalido civile da Abano, vivo sola e dopo una caduta ho fatto un'operazione alla gamba, fra il quale mi sono stati messi 3 ferri, 3 supporti, sì, insomma, la caviglia, il ginocchio e tutta la gamba, e dovevo trovare un'attrezzatura di poter fare la fisioterapia dopo. Certo. Purtroppo si è messa in mezzo l'assistenza del comune e mi hanno fatto versare 1.000 euro per vitaloggio a Mandria, alla casa di ricovero della Mandria. Mi perdoni signora, lei ha dovuto versare 1.000 euro al comune, all'assistente sociale per il sostegno della fisioterapia. E però la fisioterapia viene pagata dal distretto e dalla regione, no, neppure. Io sono stata là una settimana senza fare niente, in stanza con una donna malata di mente che usava giorno e notte. Qui purtroppo entriamo nelle casistiche sulle quali... E terapie non ne ho fatto neanche una. Dopo il 12 settembre sono stata ricoverata, al 25 sono stata costretta a venire a casa perché non mi avevano fatto le terapie, in camera di giorno non si poteva stare perché il paziente urlava giorno e notte e anche si faceva dopo giorno e notte. Signora, grazie. Noi adesso proviamo un attimo a cercare di fare il punto anche sulla situazione che lei ci ha posto. La ringrazio per la telefonata, anche perché siamo quasi in chiusura, quindi non vorrei togliere tempo ai nostri ospiti. Grazie signora. La signora D'Abano ci dice costretta a fare delle terapie, e di fronte a delle terapie poi ci sono dei meccanismi che partono, probabilmente non se le... Tento di interpretare perché non ho capito Vediamo bene se ce la facciamo. L'esigenza della signora. Probabilmente la signora è stata operata alla gamba e poi dimessa. Gli è stato consigliato probabilmente di andare, lei mi pare parlava della Mandria, quindi all'OIC probabilmente, perché lì c'è la casa di riposo. La cosa che mi sorprende è che l'OIC è abbastanza attrezzata e probabilmente i 1.000 euro che le hanno chiesto da pagare era per la retta della casa di riposo, per anticiparla. Anche qua ci sarebbe molto da dire. E il problema che mi sorprende è che non l'abbiano poi riabilitata. E questo è chiaro che bisognerebbe capire meglio il perché di queste questioni. A chi si può rivolgere la signora Berti, eventualmente, giusto per poterle dare un consiglio?
lei dovrebbe rivolgersi sempre e comunque, il responsabile della salute del cittadino è il medico di base, quindi il medico di base dovrebbe provvedere a fare in modo che la signora venga curata fino in fondo. Tra l'altro, parlando del piano, nel piano sono previsti anche delle strutture che si chiamano URT, che sono le unità riabilitative territoriali, che in qualche caso ci sono, in altri non ci sono. Come sono strutturate questi spazi al servizio delle persone? Normalmente sono oggi, quelle poche che ci sono, perché poi ne saranno fatte anche altre, oggi sono strutturate e sono collocate soprattutto nelle case di riposo. C'è qualche ospedale che ha qualche reparto di riabilitazione, però come dire, siamo già in una fase diversa, quindi nel senso che l'ospedale, come si diceva prima, cura la parte più importante, l'acuzie della questione, poi ti dimette, insomma. E da qui c'è anche poi tutta questa partita dei posti letto, la scommessa è passare da 1700 a 3000 e passa, però non più tutti nella stessa struttura, infatti sappiamo che alcuni non in ospedale. È per questo che quando la gente dice ma i posti letto sono stati tagliati, noi cosa rispondiamo? Però su questo il risultato si vedrà alla fine. Attenzione però, noi siamo figli di una storia, di una cultura che dava al luogo fisico una grandissima importanza. L'ospedale sapevamo dove era ed era rassicurante, dicevo all'ospedale, no? Mi curo all'ospedale. Poi magari si stava dentro 15 giorni Adolfo per un'appendicite, ma non perché si aveva l'appendicite acuta, perché il punto si infiammava, perché con una grossa spesa. E non è una cosa buona questa, non è una cosa buona. Allora dobbiamo imparare a pensare che la salute delle persone, la cura, l'assistenza non si fa solo in ospedale e dobbiamo organizzare la nostra azione per aiutare la Regione Veneto, tutti i dirigenti delle strutture sanitarie, il personale, i medici, gli infermieri, gli assistenti, a organizzare questa nuova straordinaria rivoluzione che se la paragoniamo a quella che in Veneto c'è stata 20 anni fa, vero Adolfo, che ha fatto sì che la nostra fosse una sanità di eccellenza, adesso dovrebbe mantenerci una sanità di eccellenza e darci un socio-sanitario e un sociale di eccellenza, che è la cosa di cui abbiamo davvero bisogno perché le persone possano stare meglio. Bisogna vigilare e aiutare il sistema a fare questo. L'ultima battuta io la dedicherei al fondo per la non autosufficienza, perché qui stiamo parlando di persone che hanno un problema, una patologia, devono essere curate. Esistono persone che invece, proprio perché non autosufficienti, hanno bisogno di un sostegno continuo. Da questo punto di vista, ci sono stati dei tagli, questo è sotto gli occhi di tutti. Dai tavoli che cosa state riuscendo a trattare? Quali sono i margini per poter assicurare un'assistenza veramente grossa alla disabilità? Perché oggi c'è una frangia della nostra popolazione che forse è ancora un po' ai margini. Intanto diciamo che questo è un paese in grande ritardo in materia di non autosufficienza e quindi bisogna recuperare velocemente il ritardo. Poi diciamo che è una questione delicatissima perché l'anziano non autosufficiente, il giovane che ha avuto un incidente stradale e non è più autosufficiente, oppure situazioni di grave disabilità, se sono accuditi, se sono curati in modo civile, in modo adeguato, in modo da potergli consentire a loro e alle loro famiglie un contesto di benessere, allora possiamo dire che siamo un paese civile. Se invece non riusciamo a fare questo, siamo un paese incivile. Siamo in ritardo, la Regione Veneto ha un ritardo anche sulle risorse disponibili, anche se spende più delle altre regioni, ma non è sufficiente. Soprattutto c'è un ritardo perché è ancora tutto collocato sul ricovero e non su un'assistenza che a volte potrebbe essere gestita su base familiare se si va in questa direzione. E questo è un ritardo colpevole, per cui va colmato con impegno, con la nostra pressione, ma anche con la messa a disposizione di risorse che sono necessarie. E su questo immagino si continuerà a vigilare nei tavoli di confronto aperti. Un minuto in chiusura, un'ultima battuta in merito a questo argomento della non autosufficienza.
Sì, in Veneto, come diceva Franca, è abbastanza avanti nell'assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili anche giovani. Il problema che abbiamo è che le risorse che ci sono insufficienti, ma soprattutto abbiamo la necessità che le scelte che si fanno rispetto all'assistenza agli anziani e in ogni caso all'assistenza alla cronicità siano scelte che vanno verso la domiciliarità. È inutile che creiamo ancora posti di degenza extraospedaliera come sta avvenendo purtroppo, perché questi oggi non sono più attuali rispetto alle esigenze della nostra gente, per cui l'anziano non autosufficiente, il finanziamento dell'assistenza all'anziano non autosufficiente deve orientarsi verso la domiciliarità, quindi impegnare risorse in quella direzione, magari vedendo cosa si può fare rispetto alle risorse che spendiamo nella residenzialità. Bene, siamo arrivati davvero in chiusura, giustamente meglio curati a casa, perché la casa è l'ambiente, no? L'ambiente è quello della famiglia in cui si può sicuramente guarire più in fretta. CISL del Veneto, tutti i contatti a cui poter fare riferimento, numero di telefono e sito internet ovviamente per qualsiasi questione, anche per capire un po' di più su come cambierà la nostra sanità. Io ringrazio Franca Porto, segretario generale della CISL, e Adolfo Berti per la FNP della CISL, pensionati del Veneto. A voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia, grazie ancora. Linea diretta torna domani alla stessa ora. Arrivederci.